Cosa vuoi cucinare? Ma cosa vuoi cucinare? Cosa vuoi cucinare? C'è Garattini che dice che bisogna mangiare pochissimo, meno mangi più vivi. Vaglielo dire ai poveri ragazzi che vorrebbero qualcosa in più. Mangiate poco, voi vivete più di 90 anni sicuramente. E uno dice che palle però vivere senza aver da mangiare. Non ridiamo, ma sono cose vere. D'altronde questa trasmissione si chiama È tutto un magna magna e ogni tanto di robe buone da mangiare vi parliamo, ogni tanto, mica sempre. Beh, quest'oggi, intanto ciao da Sammy Varin, guardate come sono elegante, collezione primavera, inverno, estate, che cazzo di stagione è oggi? Fa caldo, fa freddo. Oggi fa freddo e potrebbe piovere, però, siamo sempre ottimisti, nel senso che non ce ne frega niente, tanto a Pontida domenica prossima noi ci saremo, ci sarà lo stand di Radio Libertà, ci sarà il nostro direttore, vice direttore, condirettore, tridirettore, e ci sarà il nostro Vincent, certo, dietro il palco, ci sarà il Sammy Varina, lo stand di Radio Libertà, minimo con i gadget di Radio Libertà, signori. Questo è così piccolo che non riesco a farvelo vedere, però c'ho in mano i portachiavi di Radio Libertà e dopo vengo vicino alla telecamera e ve li faccio vedere. Sono arrivati i portachiavi di Radio Libertà, vediamo, fai un primo piano, un secondo, questo si vede meglio, un primo piano, vediamo. Grazie a Francesco, signori, questa è roba buona. Non è da mangiare, no, non si mangia. Portachiavi di Radio Libertà con scritto Radio Libertà, signori, con un contributo sostanzioso, perché non li regaliamo. E questo, e guarda questo, chi è questo? Chi è raffigurato? Sono io. È Sammy Varin. Il faccione di Sammy Varin in portachiavi, signori. L'hanno fatto. Io mai pensavo una roba del genere. Cioè, no, non oseranno tanto. Ed è in questo momento il gadget più richiesto. Siete ridotti male, lo so, lo capisco. Però per aiutare Radio Libertà, questo ed altro, l'orologio di Radio Libertà, i portachiavi di Radio Libertà, la maglietta di Radio Libertà, le mutande di Radio Libertà. C'è qualcuno che le vorrebbe davvero? No, non ve le do le mutande. Aspetta che mi siedo e così vi facciamo vedere anche l'orologio di Radio Libertà. Allarga un po', Francesco, e fai godere i nostri ascoltatori. Vedete? E funziona anche, sono le 12:44, cioè non è che dici un orologio, è finto, orologio di Radio Libertà funzionante, chiaramente, signori, solo in distribuzione a Pontida. Non venite qua a richiederlo perché non ve lo posso dare, no, prima Pontida, quelli che arrivano a Pontida per primi saranno quelli che alloggeranno meglio e troveranno forse anche l'orologio con scritto È tutto un magna magna. D'altronde ditemi che non è vero. I titoli di quest'oggi: arrestati 18 capi ultra di Milan e Inter, estorsioni e risse, legami tra Curva Nord e 'Ndrangheta. Cioè, capite? Quando io dico che nei campi da pallone bisogna coltivare pomodori sardi, che sono quelli che mi piacciono di più, è vero, ma da sempre. A me proprio del calcio non me ne è mai fregato nulla, perché è tutto un magna magna, hai capito bene? D'altronde, povero italiano, se li togli il calcio che facciamo? Dobbiamo solo pagare le tasse, prova un po' a pensarci, è vero? Quindi magnate, andate allo stadio e chiaramente adesso sopportate. Guarda, cioè praticamente il Corriere parla soltanto di questo. I consigli della curva Inzaghi: tira fuori la garra, metti 2 punti e ci servono 200 biglietti in più. E lui: chiedo a Zanetti e Marotta. Il capo dell'Ultra dell'Inter, Marco Ferdico: le coreografie costano fino a 18.000 euro. Chiedi scusa o ti uccidiamo. Rosiello e Agag, amici di Fedez, e le frasi io vino dopo il pestaggio. Il
il dominio sulla Sud, le chat con i narcos, con il nome Belva Italia, chi è Luca Lucci, il milanista arrestato, insomma, giustamente arrestare solo da una parte non sarebbe stato bello. Milan e Inter, 18 capi ultra arrestati. Santa polenta, dici una volta tanto, non c'è di mezzo la politica. Non voglio portare sfortuna in questi casi, non ho detto assolutamente niente. Fatemi ringraziare. È tutto un magna magna, signori, bisogna pur fare riferimento a qualcosa da mangiare. Il ristorante birreria La Loggia di Rovato. Ci siamo stati ieri. Che mangiata di spiedo padano, ragazzi, una squisitezza davvero, fatto a puntino, cotto perfettamente, bruciacchiatino come piace, che poi devi usare le mani perché non riesci a resistere senza usare. Abbiamo goduto. Grazie davvero a Gabriella e a tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia. Eravamo quanti? 300, un casino della miseria, al ristorante e birreria La Loggia di Rovato, e soprattutto a Rita Padana che ha invitato Radio Libertà e a tutti quelli che hanno aiutato Radio Libertà, perché no, comprando un nostro gadget che adesso vanno a ruba anche qui in redazione. È arrivato Beppe dalla redazione. Buongiorno. Tu hai già inquadrato, Abbiamo una strana inquadratura oggi rispetto al solito. Ti piace di più? Uguale. Tanti sono brutti uguali. No, per dire se è una bruttezza accettabile. Tu sei bello uguale, sono brutto uguale. Io sono sempre uguale, però insomma, senti, dobbiamo informare i nostri ascoltatori su cosa bolle in pentola. Normalmente il sito di Radio Libertà, ecco, chiaramente i gadget io te li ho messi qui davanti, però sai che io vado pazzo, no? mi devi dire quale vuoi. Io voglio quello con la tua faccia. Anche questo tu. qua. Ma certo, è pazzesca, cioè il santino di Sammy Varin, che non sono ancora morto, sì. Però giustamente questo porta fortuna. Parlandone da vivo. È da mettere in macchina, modello Calamita, vai piano, pensa a me. Esatto, e pensando a Sammy Varin uno dice: ma che cazzo me ne frega, vado velocissimo, assolutamente. No, invece mi ammonisci, perché hai anche il ditino, vedi? Il ditino e quindi, signori, tutti a robe che troverete a Pontida domenica prossima dalle 7 del mattino allo stand di Radio Libertà, ma vero è che troverete anche Beppe Braga, che è il coordinatore del sito di Radio Libertà, cioè tu ci sarai. Certo ci sarò. Vero, potranno toccarti. No, perché è bello che ci siamo e che ci si può toccare. Porto una mano di gomma. Non c'è autoerotismo, naturalmente, ma è soltanto un toccare per dire ci sei. Ci sei. Vabbè, io te lo dico, non si sa mai, magari non sei mai stato a Pontida, magari pensi a una roba della perdizione, e invece il sabato perdizione di questo non c'è niente. Il portachiavi di Sammy Varin è la perdizione totale che ti fa così, oltretutto. Certo. No, il sabato sicuramente si divertiranno i giovani, perché mi ha confermato ieri Toccalini che allora ci sono non c'entra le tende. Lo pensavi? No, appena l'ha detto, ciao. Ma non è stato, non ho avvicinato nessun significato. Ieri c'era Toccalini allo Spiedo Padano, mi ha confermato, sta ridendo, Toccalini sta ridendo, un redattore, giornalista professionista che sta ridendo. D'altronde è la vicinanza di Sammy Varin, capisci? Te l'ho detto più volte che chi va al mulino si invarina. Confermiamo le tende, non per noi chiaramente, anche se siamo diversamente giovani, ma il sabato prima di Pontida, quindi questo sabato 5 ottobre, ci saranno i giovani con le tende. Alle 5:30 del pomeriggio ci si trova con i big della Lega in un grande tendone ad ascoltare il futuro della Lega, eccetera. Poi la notte chiaramente si balla, si mangia, si fa casino e si dorme in tenda. Quindi ok alle tende, mentre sui camper ancora non sappiamo niente. Io personalmente, se qualcuno di voi sa se c'è la possibilità di portare i camper a Pontida e dove metterci, fatemelo sapere che lo ritrasmetto, in quanto, come ben sapete, a Pontida il sindaco non è più della Lega e quindi tutto questo ci fa un po' di paura, perché si dice che non è che prendiamo 50.000 multe, punto di domanda. Qui mi fermo,
Beppe Braga, adesso invece torniamo seri per un attimo, Ci sono un naturalmente, attimo, no. perché c'è il sito di Radio Libertà che spara come al solito controinformazione, non ce ne frega niente dei capi ultras arrestati, eccetera, No. certo, ne occuperemo più avanti, c'è sempre tempo, ma c'è qualcosa forse di più urgente di cui trattare. Abbiamo 2 o 3 cose molto belline sul nostro sito oggi. La prima è l'editoriale di Giovanni Sallusti sull'Iran, sui ragazzi iraniani che sono scesi in strada e hanno festeggiato Israele, e quindi ridando fuoco alla protesta contro il regime talebano. No, non è talebano, peggio, contro il regime degli ayatollah, scusate. Però c'è l'eliminazione di Nasrallah ha generato una specie di strano cortocircuito culturale, no? Per cui noi vediamo che è più facile vedere in Iran o nei paesi, comunque nei paesi islamici, per ragioni differenti, vedere festeggiare questa cosa che questo evento, piuttosto che da noi in Europa e in Italia. E quindi vediamo che intanto i paesi islamici sunniti, anche per la rivalità storica e geopolitica con gli sciiti, quindi Arabia Saudita da un lato e Iran dall'altra, ovviamente sono ben contenti che Nasrallah sia stato eliminato. E poi invece l'opposizione interna all'Iran, ci sono questi ragazzi che anche sui social stanno manifestando il loro sostegno a Netanyahu e a Israele. E Giovanni Sallusti cita, e andate ad ascoltarlo, una ragazza, Yarda Bestani, che poi è stata anche taggata da Netanyahu, che su X scrive, questo lo dico, questa per tutte, no? Caro premier Netanyahu, io e milioni di altri iraniani siamo davvero grati per esserci liberati di Nasrallah, e stiamo festeggiando. Per decenni Hezbollah si è nutrito della ricchezza rubata a noi iraniani come un parassita. Israele ha messo un sorriso sui volti di milioni di iraniani. Ecco, noi dovremmo anche un pochino imparare a recuperare anche un pochino qual è l'ordine dei valori, mentre invece abbiamo Borrell, no, Joseph Borrell, che è l'uscente alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica della sicurezza, che si è dispiaciuto perché nessuno riesce a fermare Netanyahu. E non perché non è ancora finita l'operazione di repulisti da questa congrega di tagliagole, no? Che sono Hezbollah, Hamas e Houthi. No? Adesso sappiamo che Israele è su 4 fronti praticamente, no? Perché adesso c'è anche lo Yemen. E dall'altro lato alle nostre porte, dalle nostre parti, Giuseppe Conte, che per quanto sia a capo di un rimasuglio di partito, comunque un minimo di responsabilità ce la dovrebbe avere, perché comunque raccoglie ancora un consenso, perlomeno nei sondaggi, vicino al 10%. Quindi, e invece cosa fa? Dice che Israele ha deciso, e lo dice con forza, di distruggere qualsiasi principio di legalità internazionale, di diritto internazionale umanitario. No, cosa che è noto che Hezbollah è molto interessata al diritto internazionale e umanitario. Sono Però è campioni. Israele che è quello che... Quindi è questo cortocircuito, questa confusione, no? Che poi dopo alberga anche tranquillamente nei talk show, sui giornaloni, nelle trasmissioni, nei salotti, bene, no? Dove sì, però Hezbollah cosa fa in Libano? Fa anche stato sociale, aiuta la popolazione. No, però questa qui è una di quelle pratiche che si fanno quando si vuole come dire, operare indisturbati nel male. Allora che cosa fai? Ti imbonisci il più possibile la gente dando loro qualcosa, no? Cioè è una tecnica di attrazione del consenso anche abbastanza rozza, ecco. Quindi capite, siamo tra i pochissimi che controcorrente dicono una cosa che raramente in questo weekend avete sentito su alcuni giornali o telegiornali. Esatto. Andatevi a vedere anche, che è molto interessante, l'intervista all'avvocato, saggista, giornalista, Anna Maria Bernardini De Pace, che fa un po' un'analisi molto interessante, intanto su tutti un po' i temi della giustizia, ma si concentra in particolare nella prima parte sull'analisi del perché Salvini, oltretutto facendola insospettabilmente semplice, ed effettivamente è semplice, perché Salvini non dovrebbe mai e poi mai essere condannato nel processo Open Arms, semplicemente perché Salvini non solo non ha sequestrato nessuno, ma non poteva farlo. Perché sequestrare qualcuno, dice la De Pace, significa impedire a qualcuno di andarsene, no? Non impedire a qualcuno di arrivare.
loro, quella nave poteva andare dove gli pareva, tranne attraccare da noi. Quindi non c'è nessun sequestro, perché alla fine, oltretutto, se la cosa si riferisce invece a quelli che erano a bordo, quella è potestà del comandante. Quello è stato il comandante che ha deciso di tenerli lì sopra, perché sennò potevano tranquillamente andare a Malta, che è un porto anche più vicino di quello italiano, oppure quello spagnolo che si era detto disponibile. Quindi è impossibile considerare che Salvini abbia sequestrato qualcuno, questa accusa non sta in piedi. Questo è il succo di questa parte dell'intervista. E Andatevela ad anche qui ascoltare tutta stiamo perché è molto dicendo bella. cose davvero È che molto non bella, sono sì. risuonate così chiare su altre E testate. dire che sono veramente chiare, cioè è proprio cioè è una cosa semplice, no, tu sequestri qualcuno se tu gli impedisci di andarsene, no, non se gli impedisci di fare quello che gli pare tranne venire da te, no, sennò ogni volta che uno ti suona alla porta e dice: "Non apro", allora hai sequestrato questa persona qua. Questo è il paradosso di questa roba qua. È stato un altro weekend di raccolta firme, ne parleremo in questi minuti prossimi perché c'è stato un successone pazzesco, raccolta firme a favore di una idea che non è soltanto quella di Matteo Salvini, ma che è di milioni di italiani che hanno votato Lega e centrodestra. Un ultimo lancio, c'è ancora qualcosa da dire? Sì, abbiamo una bella cosa di cultura, cosa di cultura con, Alessandro Gnocchi in Alta Tiratura, dove, dico molto rapidamente, racconta come Gramsci avesse una gran paura del jazz e Enrico Berlinguer avesse una gran paura della TV a colori, al punto da anche da rasentare accenti comici, perché erano simboli di libertà e di libero commercio. E ogni tanto anch'io, abbassi i colori perché mi sento veramente bersagliato, proprio c'è qualcuno che ti spara addosso, allora Esa abbassiamo, rivediamoci ancora in bianco e nero. Ah, che bello. Grazie Beppe Grazie a voi. Braga, grazie per il Grazie a sito. voi, grazie a Sammy e ci vediamo domani. Assolutamente sì, e voi cari ascoltatori fatevi un giro sul sito radiolibertà.net perché la nostra non è solo radio, non è solo televisione, ma è anche controinformazione, già potentissima, come quella che sentirete tra 10 minuti. Io me ne vado, ma resto qui 10 minuti e torno con Potere al Popolo.